Una notizia bomba nel calciomercato è appena esplosa e non dovete perdervi nessun dettaglio. Restate fino alla fine per scoprire tutto su questa mossa che potrebbe avere un impatto sulla difesa del Napoli. Ma prima, lo sapete, vero? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità. Ora, senza ulteriori indugi, andiamo al sodo. Il Napoli è sempre più vicino a rinforzare la difesa e uno dei principali obiettivi per la prossima finestra di mercato è Oumar Solet dell'Udinese. Secondo l'ex dirigente del Parma Enrico Fedele, il club partenopeo ha già mostrato un interesse più che sufficiente e il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando attivamente per ingaggiare il difensore francese. Ma non si ferma qui. L'idea del Napoli è quella di formare una coppia difensiva forte, affiancando a Sole Alessandro Buongiorno, altro nome molto quotato per rinforzare il sistema difensivo della squadra nella prossima stagione. Gli azzurri credono che con questi due giocatori avranno una difesa solida e competitiva per competere in Champions League, un torneo in cui la squadra ha grandi possibilità di apparire nella prossima stagione. Inoltre, il fattore positivo per il Napoli è che i rapporti con l'Udinese sono ottimi, il che potrebbe facilitare la trattativa e rendere questo trasferimento una realtà. Resta da vedere quale sarà l'esito di questo trasferimento e se il club riuscirà ad assicurarsi una delle difese più promettenti del calcio italiano. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi. Sole e Buongiorno sarebbero i rinforzi ideali per la difesa del Napoli? La società dovrebbe dare priorità a questi nomi o cercare delle alternative? Lasciate un commento e partecipate al dibattito.